Maxi sequestro di cocaina sulla 1 nel tratto tra Cassino e Caianello da parte degli agenti della Polizia Stradale che hanno sequestrato 10 kg di cocaina pronta ad invadere le piazze di spaccio del Casertano e del Basso Lazio, arrestando per detenzione e trasporto di stupefacente l'uomo di nazionalità albanese alla guida dell'autovettura. I particolari dell'importante operazione antidroga messa a segno dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Cassino sono stati illustrati in procura dal nuovo procuratore di Cassino Carlo Fucci e dai dirigenti della Polizia Stradale Frusinate. Abbiamo convocato una conferenza stampa per un'operazione importante della Polizia Stradale di Cassino perché è stata sequestrata una quantità considerevole, 10 kg di cocaina, pari a circa 53.000 dosi, come abbiamo specificato nel comunicato stampa, per un valore che va da 1,6 milioni a 2 milioni e più di euro. Ovviamente il numero delle dosi potrebbe essere maggiore se il taglio dovesse essere fatto in modo diverso da quello relativo alla dose media che hanno calcolato i nostri tecnici. La polizia ha arrestato in flagranza è un albanese, la procura ha richiesto la convalida, la misura cautelare del carcere e il GIP ha accolto le richieste. L'auto viaggiava in direzione sud, abbiamo fatto un plauso alla Polizia Stradale per la capacità che hanno avuto gli agenti di individuare l'atteggiamento sospetto del conducente e di fermare quest'auto. Viaggiava verso il sud, verosimilmente verso il Casertano, poteva andare anche in altre direzioni, ma per il quantitativo di dosi ricavabili è verosimile che una parte sarebbe ritornata anche qui in questa terra. Grazie all'acume investigativo della pattuglia in servizio sul tratto autostradale, che ha notato alcuni comportamenti particolari del guidatore, gli agenti hanno deciso di fermare l'auto per un controllo. A seguito degli accertamenti sono stati scoperti nel vano posteriore ben 10 panetti di cocaina. Tutto nasce da lì. Dalla capacità di capire questi piccoli dettagli su strada. Sono dettagli che noi con l'esperienza ormai acquisita da anni riescono i pattuglianti su strada ormai a capirlo, molto semplicemente da come guida una persona, dal fatto che non guarda la pattuglia se viene superato, una serie di piccoli indizi che uniti spingono la pattuglia a fermarlo. Questa però è la fase prima, evidenziare su questo aspetto è stato il dopo. Che quando lì si sono fermati, è lì che nasce una qualità, l'asticella diciamo un po' più alta dopo il fermo, perché lì avere l'abilità e la capacità di intuire che un pannello probabilmente è stato rimosso e lì speriamo, noi faremo una proposta premiale e speriamo che insomma siano adeguatamente gratificati. Diciamo che dopo l'uscita del casello lungo l'autostrada 1 in direzione sud, dopo l'uscita del casello di Cassino dopo San Vittore, tra San Vittore e Caianello, territorio del comune di Mignano Montelungo, dopo alcuni chilometri di osservazione in merito alla condotta di guida del conducente di questa autovettura che si presentava come un'utilitaria, quindi un veicolo che era al di sopra di ogni sospetto, i colleghi sono stati bravi e attenti a notare questa condotta di guida particolare del conducente di questa utilitaria che tendeva a inserirsi tra due mezzi pesanti in prima corsia, camminando in modo molto pacato e questo li ha indotti a seguire questo veicolo fino a sfruttare un momento in cui c'erano le condizioni per fermarlo in sicurezza, ripeto, nel territorio di Mignano Montelungo, sull'autostrada 1. L'acume diciamo, investigativo e l'attenzione di questi colleghi è stato quello di notare che i pannelli posteriori di questa autovettura presentavano delle viti non serrate perfettamente, lasciando presumere che fosse intervenuto in una fase precedente uno smontaggio degli stessi. E da lì, associato ad un nervosismo del conducente solo a bordo di nazionalità straniera fermato, sommato anche alle sue incongruenze sui motivi e sulla destinazione del suo viaggio, hanno indotto i colleghi ad ispezionare a fondo il veicolo e quindi, dopo aver rimosso uno dei due pannelli posteriori, hanno rinvenuto, ben occultato all'interno di questi pannelli, quindi nella cavità interna, lo sportello, questo ingente quantitativo di panetti
contenenti sostanza stupefacente. Per la precisione poi le cavità di entrambi gli sportelli posteriori erano stati riempiti di sostanza stupefacente. Dagli accertamenti svolti sulla sostanza stupefacente sequestrata ed in base alla purezza è stato stimato che sarebbero state realizzate oltre 53.000 dosi che avrebbero fruttato agli spacciatori un guadagno di circa 2 milioni di euro.